Benvenuti alla quinta edizione di Chef all'Opera, uno degli eventi più amati e attesi dell'anno. La spettacolare gara di show cooking promossa dalla fondazione Oici Onlus e come da tradizione ci troviamo presso il Palasport della Civitas Vite Angelo Ferro. Un'occasione unica per celebrare il ruolo fondamentale del servizio di ristorazione nel garantire la qualità della vita agli ospiti delle residenze Oici. La novità di quest'anno vede la preziosa collaborazione di Confartigianato Imprese Padova e ANAP Confartigianato Persone con la sfida con dolce salato e un premio speciale per la residenza Oici che sarà stata in grado di sfornare la miglior ricetta di torta di mele dalla miglior ricetta segreta. Qualità, tradizione, innovazione e senso di comunità sono queste le parole chiave della giornata di oggi. Ne abbiamo parlato con il senatore Antonio De Poli. Senatore, è una nuova importante iniziativa per il territorio e per la comunità intera. Sicuramente sì, oggi chef all'opera dolce salato. Tanto il titolo, chef all'opera, significa opera Immacolata Concezione da un'altra parte, e dall'altra parte invece la concretezza proprio degli chef dell'OIC assieme ai pasticceri del Confartigianato che oggi fanno un grande percorso, intanto per tutti gli ospiti. E credo che la giornata di oggi, al di là di tutto, riguarda gli ospiti che sono i nostri papà e le nostre mamme, i nostri nonni che sono all'interno qui dell'OIC, tra l'altro una struttura per i servizi sociosanitari tra le più importanti del Veneto, che oggi però vuole ancora una volta vedere l'eccellenza, l'eccellenza nel sistema sociosanitario da una parte, che io considero la cosa più importante per ognuno di noi, e dall'altra parte anche l'eccellenza di quella che è la pasticceria e quelli che sono i prodotti della nostra terra, quindi chef OIC, pasticceri, Confartigianato che si mettono assieme per questa competizione, una competizione che vedrà tutti i vincitori perché sicuramente sono straordinari, tra l'altro anche con la promozione del dolce tipico della nostra terra che è la piazientina, e credo che su questo andremo a vedere anche la parte dolce della giornata, e dall'altra parte invece quelli che sono i vari prodotti che cucineranno e che metteranno assieme. Al di là di questo, questa grande manifestazione significa comunità significa vita e significa dare un sorriso, un'attenzione a quelle che sono le persone che in questo momento sono più in difficoltà di noi, e credo che questo sia uno degli aspetti prioritari che fanno parte del percorso di attenzione che l'OIC vuole dare alle persone con disabilità non autosufficienti, quindi a ognuno dei nostri cari. Tra l'altro la giornata di oggi rappresenta anche un recupero dei nostri prodotti locali e da sempre l'OIC ha attenzione a quella che è l'alimentazione. L'alimentazione significa stile di vita e significa anche longevità. Alimentazione assieme a quella che è anche un percorso di attività fisica che assieme all'interno dell'opera Immacolata Concezione che viene fatta significa vivere meglio, vivere più a lungo e in maniera sana. Tante sono le vibrazioni di novità che caratterizzano la quinta edizione di Chef all'Opera e la sfida a coppie è proprio una di queste. Protagonisti indiscussi, gli chef della fondazione che si cimenteranno insieme ai pasticceri di Confartigianato Imprese Padova. Unendo le forze creeranno piatti sorprendenti, trasformando la pazientina, il dolce tradizionale padovano, in combinazioni di sapori unici per piatti sorprendenti. Scopriamo di più con il presidente della fondazione OIC Andrea Cavagnis e il presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dallaglio. Presidente Cavagnis, quinta edizione di Chef all'Opera, un evento straordinario che permette di parlare di comunità, di tradizione, di eccellenza e anche di presa in carico. Sì, per noi è un avvenimento, un evento che amiamo molto perché rappresenta un po' la sintesi del nostro modo di fare le cose. In questo evento vogliamo promuovere la cultura della qualità della cucina nelle nostre residenze. Questo è il fine ultimo, ovviamente viene fatto in modo ludico e competitivo, nel senso che è una gara di show cooking dal vivo dove partecipano in questa edizione 7 cuochi delle nostre residenze che producono ogni giorno migliaia e migliaia di pasti. Quest'anno abbiamo voluto fare questa abbinata con Confartigianato, includendo nella gara anche dei pasticceri, quindi danno questa alternanza salato e dolce che vuole essere un valore aggiunto ancora maggiore alla manifestazione. Vedrete che il nostro personale è molto coinvolto in tutto questo, è una manifestazione gestita, pensata e organizzata interamente all'interno della struttura, e questo anche dà il segno della capacità di coinvolgere le persone, di fare gruppo e di organizzare eventi importanti. E tra le novità di quest'anno anche il premio per la miglior torta di mele dalla miglior ricetta segreta.
Sì, quest'anno abbiamo cambiato il format, nel senso che ogni anno c'era il premio per la migliore residenza che portava qui i prodotti del luogo, le ricette, le tradizioni. I giurati poi venivano a premiare quelle che risultavano le più attraenti. Quest'anno abbiamo cambiato e siamo rimasti proprio ancorati all'aspetto culinario. Abbiamo così adottato la torta di mele, che è un dolce semplice ma che può avere infinite coniugazioni. Ci sono 14 torte da premiare. Io personalmente la torta di mele è la mia preferita, quindi sono molto contento della scelta. Beh, che vinca il migliore naturalmente. Presidente Dallaglio, un'importante partnership per questa edizione 2024 che parla di eccellenze del territorio e di fare anche rete. Certo, è un onore per noi, per Confartigianato Imprese Padova, partecipare a una così importante manifestazione. E le eccellenze si sposano perfettamente con quello che è il concetto di artigianalità della lavorazione di qualunque cosa, figuriamoci del cibo. È un'eccellenza del nostro territorio, vogliamo che sia sempre un'eccellenza sempre maggiore, ci teniamo a essere presenti e a far bella figura e i nostri artigiani presenti ci faranno fare bella figura. Pasticceri di Padova, ma della provincia di Padova, sono noti per la loro abilità, sono noti per la loro voglia di migliorare sempre il loro prodotto, di essere attentissimi agli ingredienti, di cercare di servirsi sempre nel territorio nelle condizioni migliori possibili. Buona gara a tutti, naturalmente che vinca il migliore, ma io so che la differenza fra chi vincerà e chi non vincerà sarà quasi impercettibile. Direttore Toso, l'alimentazione è un elemento fondamentale per la longevità, per il benessere, una visione a 360 gradi per gli ospiti della Fondazione. La qualità della vita è sicuramente accompagnata da quello che mangiamo ed anche da come lo mangiamo, per quello che noi abbiamo nelle nostre cucine interne, dove con i nostri cuochi selezioniamo le migliori materie prime proprio per poter produrre le migliori ricette che devono essere di qualità, ma devono anche accompagnare attraverso l'appropriatezza di produzione le eventuali diete di riferimento per ogni singolo ospite, perché solo così, avendo la qualità, la selezione, è possibile dare non solo il massimo della bontà, del gusto, ma anche il massimo dell'appropriatezza. Questo, quando si ha una certa età importante, va bene per noi, figuriamoci per loro, proprio perché per loro devono poter mantenere una vita equilibrata, sana, perché poi comunque hanno tante attività da fare. Oggi abbiamo anche coinvolto tutte le varie nostre residenze nel preparare le torte di mele. Torte di mele vuol dire tradizione, vuol dire territorio, vuol dire anche la discussione fra le nostre nonne su quella è la ricetta migliore, ma soprattutto giorni di impegno, giorni in cui hanno studiato le ricette, giorni in cui hanno provato le torte, perché sono sicuro che la torta che è arrivata qui è la produzione la terza, la quarta, forse la quinta torta. E abbiamo visto anche che hanno voluto coinvolgere un po' il territorio, i ragazzi a fare l'attività insieme, proprio perché sia sempre una loro testimonianza non solo per loro, ma da donare al territorio. Una partecipazione grandiosa di tutto il gruppo per fare questa torta, hai capito? E non si può dire segreto. Voi sì. No, segreto non si può dire, sai, questo no. Quasi Assolutamente. Se non vinciamo, comunque siamo orgogliosi di averla fatta. Ecco, ha capito?